Ciao a tutti, oggi preparo i moretti, smoretus, sono dei dolcetti tipici sardi, precisamente di Vallermosa. Fu tanti anni fa una signora che aveva una pasticceria a realizzarli. Nacquero come crostata, era una crostata, ma poi col tempo si accorse che questa crostata non era tanto facile da vendere, quindi decise di trasformare questa crostata in delle monoporzioni, quindi creò questi dolcetti piccoli che poi era più facile vendere. Gli ingredienti che mi occorrono per realizzare intanto la pasta frolla sono 500 g di farina 00, un uovo intero di media dimensione a temperatura ambiente, scorza di un limone grattugiato e scorza di un'arancia grattugiata, un pizzico di cannella, un pizzico di bicarbonato, un pizzico di saporita e un pizzico di sale, 200 g di strutto, circa 50 g di marsala, 200 g di zucchero e una bustina di lievito per dolci. Faccio una fontanella nella farina e verso tutte le spezie, la bustina di lievito, lo zucchero, scorza di arancia e di limone, e do una mescolata così ad asciutto. E già così i profumi si sentono tutti. Dopodiché aggiungo lo strutto, l'uovo e il marsala. Se il marsala non dovesse bastare, poi ne aggiungeremo ancora per finire l'impasto, ma dovrebbe comunque essere sufficiente. Questa ricetta non è facile da trovare, quindi tenetevela ben stretta. Porto sul tavolo da lavoro e continuo a lavorare affinché riesco ad amalgamare bene il tutto e ad avere un impasto bello liscio. Quando ho lavorato per bene l'impasto, eccolo qua, lo riporto nella ciotola, lo copro con la pellicola o comunque con una bustina da congelatore e lo porto in frigo. Deve riposare fino a domani, anche tutta la notte. Preparo anche il ripieno dei moretos con 150 g di mandorle tritate finemente, scorza di limone e di arancio grattugiato, circa metà limone e metà arancio. L'arancio tendo a specificare che sono scorze d'arancia secche che ho preparato quest'inverno con le arance biologiche. Dopodiché avrò bisogno di 125 g di zucchero, acqua a fior d'arancio quanto basta appunto per coprire lo zucchero per poi andare a preparare lo sciroppo. In più avrò bisogno di uva sultanina, questa l'ho già messa in ammollo nella marsala, dopodiché l'ho strizzata per bene e poi mi servirà da aggiungere dopo alle mandorle. Ed eccoci sul fornello. Ho già messo un pentolino, vado a versarvi lo zucchero e aggiungo acqua a fior d'arancio fino a coprire. Chi non ama il gusto e l'odore dell'acqua a fior d'arancia può mettere tranquillamente l'acqua normale. Acqua a coprire, accendo il fornello, aggiungo anche la scorza di arancio e di limone e aspetto che si sciolga lo zucchero.
Mescoliamo di tanto in tanto. Quando prende a bollire, lo zucchero si sarà completamente sciolto, potremo aggiungere anche le mandorle. Quando acqua e zucchero hanno preso a bollire, lo zucchero si è sciolto e c'è un colore bellissimo dato dalla scorza d'arancia e di limone. Si vede qualche pezzetto di scorza d'arancia un po' più grande, evidentemente non li avevo macinati benissimo, però va bene, ci sta. Vado quindi ad aggiungere le mandorle tritate e mescolo bene. Aspettiamo che si amalgami bene la mandorla a questo sciroppo profumatissimo. Facciamo cuocere qualche minuto. Dopo qualche minuto il composto di mandorle, il ripieno di mandorle si è rappreso, quindi spengo il fornello. Dopodiché il composto di mandorle lo vado a versare nell'uva passa che ho ammollato bene nella marsala e poi ho strizzato bene, mi raccomando. Adesso le mandorle sono ancora calde, quindi mescoliamo il tutto per bene con la spatolina in modo da non ustionarci. Quindi anche qua copro per bene e lasciamo riposare fino a domani in frigorifero. Ed eccomi stamattina come primissima cosa prendo dal frigorifero la frolla e gli do un'impastata così velocemente con le mani. Che adesso è proprio bella fredda dal frigorifero. Dopodiché con della farina vado a spolverizzare sul tavolo da lavoro. Devo andare a tirare la frolla, spolvero anche sulla frolla e inizio a tirare. Devo lasciare uno spessore di circa 3-4 mm, non deve essere troppo sottile, mi raccomando. Quindi con un coppapasta di 6 cm, 6-7 cm circa, vado a tagliare dei cerchi. Quindi prendo il ripieno e vado a prelevare delle piccole quantità che vado ad appoggiare su ogni cerchio. Quindi posso iniziare a chiudere il moretus. Arrotolo e poi vado a schiacciare i lati così. Arrotolo e schiaccio i lati. Ho sistemato tutti i moretus su una teglia con della carta forno. Ho sbattuto il rosso di un uovo proprio con un goccino appena di latte e vado a spennellare su ogni moretto.
i moretus in forno preriscaldato 160-170 gradi, ventilato per circa 15-20 minuti. Controllate quando sono belli dorati, sono pronti da sfornare. Ed eccoli i moretus, li ho appena sfornati, li lasciamo raffreddare un attimino, profumatissimi. I moretus di Vallermosa sono pronti, sono profumatissimi. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici. Sotto in descrizione vi lascerò tutti gli ingredienti passo passo per poter realizzare a casa i moretus di Vallermosa.